benvenuti qui al Franchetti per l'ultima di andata tra Mestre Fenice e Real Fabbrica. Intanto è iniziata la partita con il primo possesso a favore del Real Fabbrica. Fare un campionato importante visto Attenzione come è andato. Subito il vantaggio del Real Fabbrica dopo 20 secondi di gioco. La conclusione che credo sia arrivata da parte di Stavamo commentando Frigerio. Bebettino sulla destra, il tocco all'indietro, la conclusione di Mazzon e c'è la parata di Relandini ancora quando è passato 1 minuto e 10, ci prova ancora Mazzon, forse uno dei migliori e l'ha presa per sfortuna. Infatti la conclusione sembrava quasi vincente, ci pensa un attimo Galliani, poi la conclusione e c'è il pareggio di Galliani, era nell'aria. Era nell'aria perché il Mestre Fenice aveva accelerato per cercare di pareggiare. 17-13, Galliani, diagonale vincente. Il gol subito e avere una reazione immediata, così è stato. Errore adesso, errore in disimpegno. Ovviamente c'è stata Nathan che ha sfruttato l'errore in disimpegno. Non si sono capiti Bebettino e Bui, la palla è andata a Nathan che solo davanti al portiere è stato freddo a realizzare. Attenzione Vailati che recupera il pallone sulla destra per Ruzzene, sterza Ruzzene e Relandini è bravo, poi ci prova Bui. Difende bene Real Fabbrica, riparte anzi con Diodoardo che salva per 2 volte, poi c'è il salvataggio di Ruzzene. Cullani che carica il destro, mamma mia che botta. Galliani, Cullani, 2 volte Mazzon. Bui alla rimessa, Mazzon, la bomba e questo Relandini che vola. Il Mestre Fenice, Bui, pallone per Cullani e l'ha toccata, non l'ha toccata. Mancano 24 secondi, Bui contro Ruzzene al centro per Bui, Ruzzene ancora ed è Bebettino che salva. Dopo la pausa dell'intervallo si riparte per i 20 minuti del secondo tempo. Non se l'è trovata anche perché il diretto marcatore, eccola ancora. Bui contro De Bettio, allarga sulla destra per Mazzon che fa il tunnel e poi la conclusione e Relandini. E quindi questo mette in difficoltà poi Mestre Fenice che forse dovrebbe solamente cercare di... Bravo, il miracolo di Diodoardo. C'è Vailati che cerca anche di disturbare. Potrebbe andare... Attenzione la rete di lui, il pareggio 14-56. Cullani si procura la punizione e Bui ritrova la rete 14-56. Ancora da giocare, 5-0-4 ed è il pareggio di Bui. Vailati che riesce a trattenere Mazzon che va via sulla sinistra, il pallone al centro e Galliani non ci arriva per un soffio. Riparte con Giove velocissimo, dritto per dritto di Diodoardo e poi spazza lontano. Va bene oggi Ruzzene e lì è solo, può andare via perché non c'era la copertura. Cullani ancora, Cullani che prova l'accelerazione e c'è la rete con il sinistro di Cullani. 6-14, la ribalta il Mestre Fenice, 3-2. Ha trovato un grandissimo tiro, è andato via bene, l'ha messa all'incrocio dei pali. 1-17, pallone al centro, il tocco e c'è il pareggio di tacco di Eredia. 1-11. Attenzione il contropiede di Nathan che va via dalla parte opposta, Diodoardo che ferma, Bui che la mette fuori. È veramente finita qui al Franchetti, finisce 3-3 a 1 secondo dalla fine e per poco il Real Fabbrica non metteva anche la zampata. Mestre Fenice e Real Fabbrica si dividono la posta.